L'arte della salvezza è l'ultima fatica letteraria scritta dal giornalista agrigentino Carmelo Sardo. Sarà presentato il prossimo 20 luglio ad Agrigento in anteprima nazionale. Il libro racconta della storia di McCarthy, Marco Urso, che realizza delle opere d'arte grazie a una visione avuta. McCarthy, afferma Sardo, è un figlio della nostra terra che sta riscattando il suo passato. L'arte della salvezza è la storia di un giovane uomo, di un giovane prodigio, un ragazzo che è nato a Favara, è nato sordo, ha scoperto questa sua sordità soltanto intorno ai 13 anni, è cresciuto bullizzato, deriso da tutti, perché veniva considerato un po' lo scemo del paese. Perché? Perché parlava anche in modo strano. Poi gli succede una cosa, almeno lui così racconta, gli succede di scivolare in un lieve coma e al risveglio dice di avere avuto una visione, di aver parlato con gli angeli e gli angeli gli avrebbero garantito il ritorno alla vita solo se si fosse messo a dipingere le opere che poi in realtà Marco Urso, divenuto Mark Art, ha cominciato a realizzare. E da lì comincia la sua seconda vita. Marco è un ragazzo che dice di parlare con gli angeli, di vederli, di sentirli e soprattutto dice che le sue opere sono dettate, indotte dai suggerimenti degli angeli. Che uno possa crederci o meno a quello che racconta Mark, ognuno è libero ovviamente di farlo, però c'è una cosa che mi ha appassionato e mi ha affascinato di questa storia, quello che è diventato in realtà Mark Art, e cioè il successo delle sue opere. Oggi sono collezionati dai più grandi collezionisti italiani, dai più grandi artisti. Vittorio Sgarbi stesso ha sdoganato Mark Art ritenendolo un Pollock del Mediterraneo. Come dice Gaetano Savatteri nella prefazione, è un conto, una fiaba moderna, e Mark Art è un figlio della nostra terra che oggi sta riscattando il suo passato, la sua infanzia dolorosa. L'arte della salvezza, storia favolosa di Mark Art per Zolfo Editore.